Quali incombenze? Beh, diciamo che tutto il tema della ripartenza si inserisce nell'ambito della già presente sicurezza degli eventi, quindi quello di garantire l'incolumità delle persone che vi partecipano. È una sicurezza dal punto di vista anche di security e di safety, si chiamano così i termini. Se si tratta di una attività che organizza il comune, oltre ad esserci l'incombenza appunto di dover dare l'autorizzazione in termini di licenza o in termini di verifica delle SCIA che vengono inviate, segnalazione certificata a inizio attività, o dello svolgere la commissione di pubblico spettacolo, se invece è proprio il comune a svolgere l'attività, allora rientra anche come organizzatore e quindi di conseguenza ci sono anche, scusate, quelle incombenze e quindi l'assicurare la pubblica incolumità appunto ai partecipanti, non essere più solo il vigilante o il controllore. E quindi di conseguenza bisogna che l'organizzazione dell'evento venga vista dall'interno, non soltanto come una verifica, ma come un'organizzazione vera e propria. Il che significa, a mio parere, utilizzare un consulente, una persona che sappia districarsi in questa normativa. La normativa del pubblico spettacolo in generale o delle manifestazioni è datata, sappiamo che è ancora un regio decreto del 1931 e da allora non è stata che integrata e integrata, quindi è molto difficile districarsi. Per non parlare poi del fatto che alcuni anni fa, per un evento veramente tragico, si sono inserite altre normative, altre in forma di circolari, che hanno ancora complicato di più l'organizzazione di un evento. Parlo di complicato perché non è che sia impossibile da realizzare, ma ci sono tante cose da far condividere, da far collimare tra loro. E il Covid purtroppo ha dato un'altra batosta a questo sistema già intricato, perché il Covid, con le regole che sappiamo delle linee guida per gli spettacoli, si inserisce, però si inserisce anche di traverso in certi casi. Per esempio, dobbiamo per forza assicurare il distanziamento sociale, però il pubblico spettacolo mi richiede che le sedie siano rigidamente collegate le une alle altre, proprio perché in caso di emergenza non diventino ostacolo lungo le vie di fuga. E quindi ecco che gli organizzatori si sono inventati di occupare un posto sì e un posto no, alternativamente le sedie, con oneri chiaramente aggiuntivi, perché prendiamo il doppio numero di sedie. Per fare un altro esempio, la norma Covid mi dice aperto, tutto libero. Scusate, la norma del pubblico spettacolo mi dice aperto, tutto libero, che non ci siano transenne, che non ci siano limitazioni. Il Covid invece mi dice no, devi contare le persone, metterle ad una certa distanza, farle entrare. Ecco che quindi, secondo me, in questo ambito, per tutelare il comune, la responsabilità che ha dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista del controllo potrebbe starci, bisognerebbe avere una persona formata all'interno. Si fanno un sacco di formazioni da questo punto di vista, soprattutto ultimamente sono gli enti che lo fanno, i vigili del fuoco soprattutto. Il Comando di Venezia è molto attivo sulle manifestazioni, sulle normative. Quindi ecco, io consiglio che ci sia un consulente che possa dare le giuste dritte. Ecco.